diossina lanciato sempre dal sindaco, dalla sindaca o dal prefetto, che interviene sempre dicendo: in questo caso brucia una discarica di plastica nel Rosettano, c'è diossina. Mortara, Pavia, in provincia di 6 settembre 2016, qualche giorno dopo 17. Vasto incendio in ditta di rifiuti speciali, pericolo diossina, scuole chiuse. Incendio nella maxi discarica, chi vuole far male alla Maremma, rischio diossina. A fuoco nella notte tra lunedì e martedì sostanze plastiche su un'area di 73.000 metri quadrati. Le autorità: non fate pascolare gli animali, non consumate frutti e verdura coltivate in un raggio di 2,5 km. Pubblicato il 27 giugno 2017. Alcamo. Incendio della discarica fa scattare l'allarme diossina. Cioè, in tutti questi casi, ma se andate su internet ne trovate tantissimi, c'è sempre un allarme diossina che viene comunque evidenziato e che ci preoccupa, perché le nubi tossiche sprigionate da incendi sono comunque legate al rilascio di diossina. Noi abbiamo chiesto tramite il consigliere comunale e una serie di nostri interventi come comitato che ci dessero delle risposte, perché invece per quanto riguarda i 2 incendi che hanno interessato quest'anno la discarica, quelli che noi conosciamo, perché la discarica, ricordate che potrebbe essere sempre un focolaio acceso di cui noi non vediamo la fiamma, perché quello che succede dentro noi non lo sappiamo. E ci chiediamo come mai da noi non sono scattate invece non è scattato questo allarme, non è scattato
In computer c'è sempre qualche
funziona costruendo e distruggendo, costruendo e distruggendo. Qualsiasi cosa che va nell'ambiente, se è fatta dalla natura, è costruita e distrutta, costruita e distrutta. Se nella nostra civiltà abbiamo dei grossi intoppi, è perché continuiamo a mettere cose nell'ambiente che non si degradano. Perfino la discarica meglio gestita e strettamente monitorata causa problemi. Questa introdossa in scena nel cuore di Costumos, un'organizzazione autorizzata a prendere 150.000 tonnellate di rifiuti pericolosi all'anno. È una delle discariche più tossiche d'Europa. E questo non è un modo per riuscire a vedere. Lo è davvero, senza esagerarsi. Vieni adesso vicino. Grazie. Ed ecco l'intro della sua gloria. Questa è la discarica per rifiuti pericolosi di Queens. Giusto, di cosa sarà riempita? Sarà riempita con una miscela di cose abbastanza nocive come pittura, smalto unghie e solventi, ma alcuni di essi sono stati prodotti dalla combustione, in particolare dei rifiuti urbani. Quello che sconcerta sono le enormi quantità che stanno arrivando qui e la collocazione, perché 15.000 persone vivono in un raggio di 3 km da quel buco. E il vento normalmente soffia attraverso il sito in quella direzione verso il paese. Là puoi vedere il campanile del villaggio di Bishop's River e il metodo che è stato usato è incredibilmente primitivo. I materiali di scarto sono mischiati con dei liquidi da questi silos prima di essere sparsi sulla discarica per prevenire che la polvere tossica possa fuoriuscire ed essere soffiata sulla terra nella sedicina. Lo mescolano con il percolato proveniente dalla discarica. Cos'è il percolato? È tutto il liquido che si raccoglie in fondo alla discarica. Come ogni cosa marcisce e cola, è la sostanza che fuoriesce e sappiamo che c'è cromo esavalente, sappiamo che c'è cadmio e un pieno carico di altri metalli pesanti che sono veramente pericolosi per la salute umana. È scandaloso. I residenti locali erano così preoccupati dalle nuvole di polvere tossica, nuvole che gli operatori del sito negavano che esistessero o che si allontanassero, che hanno iniziato un'inchiesta. Contemporaneamente ai ritrovamenti da parte dei residenti, anche le agenzie governative scoprirono la polvere fuori della discarica, ma giunsero alla conclusione che era improbabile che potesse essere associata ad un rischio significativo per la salute. Il proprietario del campo prossimo alla discarica chiede il permesso di prendere un materiale di suono che stava per la diossina. Se nel posto comunale quadrato di giusto. Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era importante fare un po' subito. La prima dice, accomunate gli 8 supercampioni. Andate per là. Dov'è questo? Ho preso l'etichetta. E di cosa è impossibile? Devo sistemare queste etichette. Direi che una bandiera sarebbe più utile. La tua etichetta deve essere... Ho fatto quello. Eccoci vivi, per quanto possiamo. C'è un po' di radicamento, ci siamo. Dovrebbe essere. È che se torno al tempo della scuola ero senza speranza, eccetto per far crescere un po' di muffa sul cibo andato male. E quello era molto bravo. Il campione che presi rivelò livelli elevati di 17 sostanze chimiche tossiche nel terreno. Quando l'Agenzia per la protezione della salute analizzò il loro campione di polvere, anche se trovò la presenza di tossine, ancora una volta concluse che erano difficilmente da associare a un significativo rischio per la salute. Ancora altre analisi indipendenti del suolo trovarono livelli di tossine più alti di molte migliaia di volte. Ancora un grande studio su 21 siti di discarica per rifiuti pericolosi in 5 paesi dimostrò che vivere entro 3 km da ognuno di essi era associato con un aumento significativo del rischio di anomalie congenite e di difetti
discariche stanno danneggiando l'ambiente. E sebbene tutti gli studi dicano che non c'è sufficiente evidenza per provare definitivamente che si danneggino la salute, per me è ovvio che bisogna ridurre significativamente lo smaltimento in discarica. La domanda è: cosa facciamo invece? Questi erano i minuti dedicati alla discarica, sono discariche di diverso tipo, come vedete, ma che in qualche modo ci ricordano la nostra vicenda molto da vicino, il sovraccarico, il traffico di rifiuti che arriva da Cagliari e non solo, non è solo Cagliari il problema, perché di fatto noi oggi siamo nella situazione di non conoscere quanti e quali sono i comuni o gli enti, diciamo, che portano rifiuti a Villacicro. Noi non siamo in grado oggi di saperlo perché nessuno mai ci ha dato la risposta esatta, neanche il quantitativo. Oggi sappiamo che il secondo modulo è oltremodo carico e che si sta riempendo il triangolo esistente uno tra secondo e primo modulo, in attesa di costruire il terzo modulo, di costruire anche quello che nel piano regionale dei rifiuti, quello aggiornato a dicembre del 2016, la regione ci ha fatto un regalo, grazie anche ai nostri politici, ci ha fatto un regalo il 23 di dicembre per Villacidro, non solo il terzo modulo, anche un quarto modulo, quello per le ceneri speciali, quelli che vengono delle ceneri da scorie, dall'incenerimento di Macchiaretto. Le ceneri sono un rifiuto speciale, sono un rifiuto tossico e noi dovremmo fare un quarto modulo a Villacidro da destinare anche a questo grave pericolo per tutti. Vediamo subito. Ma per capire meglio il potere delle diossine artificiali, sentivo che avevo bisogno di capire nel loro peggiore stato. Durante la guerra del Vietnam, l'agente arancione, un erbicida contaminato da TCDD, la più letale delle diossine, fu ripetutamente spruzzato sulla giungla per uccidere i fogliami e tagliare le vie di rifornimento dei Viet Cong. In ogni modo, nessuno previsse che quasi 40 anni più tardi i bambini avrebbero ancora sofferto degli effetti che molti scienziati credono siano dovuti alla contaminazione da diossina. Le diossine interferiscono con gli ormoni, influenzano lo sviluppo, danneggiano il sistema immunitario, con un particolare rischio per feti e bambini allattati al seno. Riceviamo molte migliaia di bambini deformati, abbandonati, o i loro genitori vogliono mandarli qui perché possiamo prenderci cura di loro piuttosto bene. Dal 1966-67 ho visto molti casi di deformità alla nascita, ma non sapevo perché. Ho trovato un libro pubblicato nel 1974
capito che forse i difetti alla nascita che ho visto possono essere causati dalle sostanze chimiche tossiche che gli aerei degli Stati Uniti irroravano durante il tempo di guerra. La gente ha imparato a fare dei calcoli per poter dire, ok, se per magia la diossina potesse scomparire dalla nostra dieta, quanto ci vorrebbe? Quante generazioni sarebbero necessarie prima che il livello si diminuisca fino al punto in cui non la potreste più misurare? 6 generazioni. I bambini qui all'ospedale Tutu sono considerati fortunati, ricevendo cure a tempo pieno dallo staff dell'ospedale. Ma molti altri non sono così fortunati. La madre di questa bambina di 2 anni fu devastata quando sua figlia nacque senza braccia e senza gambe. Fino ad allora non era cosciente che le diossine irrorate durante la guerra potessero avere un effetto sulla sua famiglia. Vivevo in un'area al nord del confine con la Cambogia, che fu pesantemente irrorata con l'agente Orange. Il mio marito è cresciuto lì, un luogo anch'esso molto irrorato. Abbiamo qualche aiuto dal governo, circa 300.000 dong al mese, perché la bambina è nella categoria dei bisognosi. Io e mio marito lavoriamo in fabbrica. È da quando è nata che è così malata e noi dobbiamo stare a casa con lei. La nostra vita è molto dura. Adesso vendiamo biglietti della lotteria per qualche spicciolo per vivere. Il vedere questi bambini in Vietnam non mi lascia dubbi sui pericoli derivati dall'esposizione ad alti livelli di diossine. Ma quali effetti hanno nel nostro corpo a bassi livelli? Tutti oggi hanno nei loro corpi queste sostanze chimiche e non possiamo trovare un quantitativo al di sotto del quale non succede niente. Quando osserviamo i livelli dei nostri animali, cavie nelle quali abbiamo notato degli effetti, vediamo gli stessi livelli chimici che troviamo nella maggior parte della popolazione. E stiamo parlando di sostanze chimiche che hanno effetti nel corpo a concentrazioni molto basse. Direi Vabbè, queste immagini sono davvero impressionanti e noi non siamo certo a questi livelli, però è dimostrato che la diossina, ma moltissime altre sostanze emesse dalle discariche, comunque, come ha detto anche Luciana nella relazione, danneggiano la nostra salute.